Non scioglie ancora le riserve, ma il sindaco di Udine torna a parlare a Telefriuli dopo le dichiarazioni di venerdì alla nostra emittente. Solo uno sfogo personale, se si votasse domani mi ricandiderei. Incidente stradale a Percoto di Pavia di Udine, gravissimo, un uomo in sella a una moto centrata da un'auto. Il Centauro sbalzato per una decina di metri, riportato un grave trauma cranico. L'area ferroviaria nella zona tra via Butri e via Trieste a Udine nel mirino di spacciatori e tossicodipendenti. Oggi sopralluogo delle forze dell'ordine il comune garantisce la bonifica dell'area a giorni. Un donatore che preferisce essere anonimo si è offerto di pagare il viaggio che porterà da Carlino a Teramo la vitellina Maria Ragna, nata con 6 zampe ed altre malformazioni, così potrà essere operata e partirà domani. Con i mondiali le grandi faranno fatica, stagione buona per sognare, ma bisogna fare più punti possibile subito, così Valem sull'Udinese, l'ex tecnico della Primavera impressionato da Pereira. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Non ha ancora sciolto le riserve, ma il sindaco di Udine Fontanini, oggi al microfono di Telefriuli, ha detto: se si votasse domani mi ricandiderei. Il percorso verso le comunali del 2023 ormai è entrato nel vivo. Il primo cittadino definisce uno sfogo personale le dichiarazioni di venerdì alla nostra emittente quando aveva messo in dubbio la sua ricandidatura. Ho ricevuto attestati di solidarietà da parte dei cittadini e dei partiti, ha precisato oggi. Se si votasse domani mi ricandiderei. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini al microfono di Telefriuli torna a parlare delle comunali del 2023 dopo lo sfogo raccolto dalle telecamere della nostra emittente venerdì scorso, quando si è detto stanco e poco motivato, mettendo in dubbio la sua corsa alle prossime amministrative. In questi giorni, ci ha detto, ha accolto la solidarietà di cittadini e politici. Il partito le ha manifestato solidarietà, ci ha ripensato? Ma no, non solo il partito, io direi anche la gente. In questi giorni ho girato un po' la città e ho visto anche molte manifestazioni di appoggio. Adesso sto valutando ancora perché vediamo un po' alcune situazioni. Mi dispiace che qualcuno sia rimasto offeso perché ho detto che in qualche situazione la città si è dimostrata non molto solidale col sindaco, ma insomma era così uno sfogo personale. Però si sa che chi svolge questi ruoli non ha sempre il consenso totale, ed è giusto che sia così. A me dispiace soprattutto che l'opposizione sia così faziosa e non guardi oggettivamente le cose, come la città è cambiata, secondo me, in meglio, e come me lo dicono anche tanti cittadini. Quindi è ipotizzabile che Fontanini ci ripensi e nel 2023 ritorni a ripresentarsi? Fontanini sta riflettendo, non ha ripensato. Fontanini è qui a fare il sindaco, lo devo fare senz'altro ancora per 5 mesi e poi sto pensando un po' a come attrezzarmi per i prossimi 5 anni, se sarò eletto. Se si andasse al voto domani lei si candiderebbe? Sì, se si va al voto domani sì, mi ricandiderei. E del percorso verso le comunali del 2023 si parlerà questa sera in diretta Elettroshock alle 21 su Telefriuli. Le dichiarazioni di oggi di Fontanini, le motivazioni del suo sfogo, le reazioni della maggioranza e dell'opposizione e le contromosse di quest'ultima. In studio interverranno in diretta Alessandro Ciani per la Lega, Vincenzo Martinez per il Partito Democratico, Luca Vidoni per Fratelli d'Italia, Rosaria Capozzi per il Movimento 5 Stelle e Nicola Turello per il Terzo Polo. La cronaca: c'è stato un incidente stradale questa mattina a Percoto di Pavia di Udine. Un uomo di 46 anni in sella a una moto che è stata centrata da un'auto è stato sbalzato per una decina di metri, riportando un grave trauma cranico. Versa in gravissime condizioni il motociclista 46enne di Manzano che questa mattina alle 8:30 a Percoto di Pavia di Udine è rimasto coinvolto in un incidente stradale. La dinamica del sinistro al vaglio della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, una BMW alla guida della quale c'era una donna di 31 anni di Pozzolo del Friuli, da via San Mauro doveva svoltare a sinistra verso via Don Luigi Sturzo. La conducente non si sarebbe però accorta dell'arrivo dalla parte opposta della moto, una Triumph, in sella alla quale c'era il 46enne. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, col motociclista che ha rovinato il suolo riportando un grave trauma cranico. L'auto è finita invece contro il muretto di recinzione di una casa.
Immediata l'attivazione di mezzi di soccorso da parte della Sores. Sul posto sono arrivate un'automedica proveniente da Udine e un'ambulanza da Palmanova. Il motociclista era incosciente, stabilizzato e è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova in coma. Illesa invece l'automobilista. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, che sono stati posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, una squadra dei Vigili del Fuoco. Un agente della Polizia Locale di Udine è rimasto ferito questo pomeriggio nel corso di un normale controllo. L'operatore della municipale insieme a un collega aveva fermato un'auto in viale Palmanova per la richiesta di documenti al conducente. Una volta restituita la patente al proprietario, per cause che sono ancora in via di accertamento, l'auto in fase di ripartenza ha investito l'agente. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi, il poliziotto ha riportato la frattura di un piede. Un bambino di pochi anni ha riportato diverse lesioni dopo essere stato travolto da un portone che ha ceduto. È accaduto ieri a Gemona. Dopo la chiamata di aiuto, la Sores ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero. Il bambino è stato soccorso dalle due equip e trasportato all'ospedale di Udine in condizioni non gravi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tolmezzo e i vigili del fuoco che dovranno accertare la causa dell'incidente. Eliminare le situazioni di degrado, bloccare gli accessi all'area ferroviaria da parte di spacciatori tossicodipendenti, è questo l'obiettivo che è scaturito da un sopralluogo di questa mattina da parte delle forze dell'ordine nella zona di Via Giulia a due passi da Viale Trieste. Il comune, sollecitato da numerose segnalazioni, garantisce la bonifica dell'area a giorni. Presenze di persone senza fissa dimora, consumatori di droghe e relativi spacciatori. Succede nella zona compresa fra via Butro e via Giulia a Udine, area ferroviaria, dove le occupazioni abusive di edifici ora disabitati sono all'ordine del giorno. Zone a rischio dove, secondo le segnalazioni di chi ci lavora e ci abita, non mancano i comportamenti aggressivi. Per fare fronte a questa situazione stamattina c'è stato un sopralluogo di polizia locale, Polfer, sindaco Fontanini e assessore Ciani, per fare una sorta di radiografia sull'area, isolare gli anfratti. È il primo obiettivo. L'intervento sarà a breve, lo garantisce l'assessore alla sicurezza. Ci sono effettivamente degli accessi, sono degli accessi sporadici e di persone diverse, quindi non ci sono persone che stabilmente stanziano all'interno del luogo. Certamente però è una situazione che va assolutamente messa in sicurezza, perché ovviamente mettendomi nei panni dei residenti nella zona o delle tante persone che vengono a lavorare nelle aziende che ci sono qui vicino, ovviamente è una situazione che non è accettabile. Un'attività che verrà svolta in accordo con Ferrovie dello Stato e Inrail per dare il giusto decoro alla zona. Sindaco, ha effettuato questo sopralluogo assieme all'assessore alla sicurezza Ciani. Che cosa emerge? Da parte delle Ferrovie dello Stato abbiamo avuto massima disponibilità a segnalare se ci sono ancora delle iniziative, delle opere da realizzare, loro sono ben disposti a farle. Senta, alla nostra redazione è arrivata una segnalazione dove si dice che alcune abitazioni utilizzate adesso disabitate vengono occupate. Voi cosa potete fare? Beh, innanzitutto dobbiamo dire ai proprietari degli immobili di murare, perché non è possibile che queste occupazioni siano fatte in maniera illegale. Siamo saliti a bordo di un equipaggio dei carabinieri impegnati nel servizio di controllo del territorio e in particolare di Borgo Stazione dell'ex caserma Cavarzerani di Udine. Parla il comandante del Normi, il capitano Andrea Modesti, che dice che con la nostra presenza teniamo lontani i malviventi e i cittadini si sentono più sicuri. Comandante, siamo saliti all'interno di un equipaggio, uno di quelli preposti al controllo del territorio, soprattutto in questi giorni di controlli intensificati nella zona del quartiere delle Magnoli, nel quartiere di Borgo Stazione. Ecco, come è andata? Perché voglio sentire da lei il bilancio di questo tipo di servizio dinamico. Questa iniziativa è partita dall'esigenza dei cittadini di Borgo Stazione, i quali hanno manifestato la necessità di essere rassicurati. Per questo sono stati impiegati numerose pattuglie che sono tratte naturalmente dal radiomobile della compagnia di Udine, ma anche dalle stazioni della città e dalle stazioni anche limitrofe della compagnia di Udine. Questo per dare un segno tangibile alla popolazione ed essere ancora più vicini in questa situazione che viene percepita di minor sicurezza. Il nostro compito è di prevenire, per necessità anche di reprimere, ma essenzialmente del controllo.
Ecco, quando vendono le sirene o i lampeggianti accesi, i malviventi stanno attenti, i cittadini dicono per fortuna ci sono i tutori dell'ordine. Essere presenti ed essere visibili è una rassicurazione per la cittadinanza e naturalmente un deterrente per le persone che magari vogliono agire al di fuori della legge. Nella sola giornata di oggi 150 migranti sono stati intercettati nell'ex provincia di Trieste. La prefettura conferma che i trasferimenti verso altre regioni non si sono fermati, ma il sindacato di polizia chiede interventi urgenti. Sono oltre 150 migranti intercettati oggi nella provincia di Trieste. Si tratta di un altro numero record in epoca post-Covid e un segnale che la rotta balcanica, complice anche l'autunno molto caldo, non sembra volersi arrestare come avviene nei mesi più freddi. La prefettura in ogni caso conferma che questa settimana sono in corso di trasferimento 150 migranti verso altre regioni e questo solo per la provincia del capoluogo giuliano. Altri 50 dovrebbero venire trasferiti nei prossimi giorni dal resto del Friuli Venezia Giulia. I 150 migranti intercettati oggi sono in prevalenza pakistani e afghani e sono stati ritrovati in diverse zone tra Mugge e San Dorligo della Valle mentre camminavano in gruppetti. I sindacati di polizia intanto rinnovano l'appello ad un intervento serio. Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP, da sempre molto attivo sul tema, sottolinea come non siano mai arrivati rinforzi e ci sono importanti carenze logistiche e bisogna fare presto per poter gestire al meglio questa situazione prima che questa diventi anche un problema di ordine pubblico. Concetti condivisi da Filippo Maniago, segretario regionale del SIULP, che sottolinea come i rintracci siano passati da 120 all'anno nel 2005 ai 6.000 attuali a fronte di una organizzazione identica. SIULP e SAP chiedono inoltre di riattivare quanto prima le riammissioni in Slovenia. Una donna di 75 anni è stata raggirata questa mattina a Sacile, a San Odrico di Sacile, da due uomini. Uno si è spacciato per un vigile urbano, l'altro per un dipendente di una ditta che gestisce l'acquedotto. I due sono riusciti a far credere all'anziana che si era verificato un danno all'impianto idrico e quindi l'hanno convinta a riporre tutto il denaro che aveva in casa nel frigorifero. La somma di 1.500 euro è stata poi prelevata dai malviventi in un momento di distrazione della donna. Sul caso indagano i carabinieri di Sacile. Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi le operazioni di aspirazione della sostanza oleosa inquinante sversata domenica sera a Porto Margaret nella zona industriale a San Giorgio di Nogaro. Un'operazione coordinata da Protezione Civile e Guardia Costiera. Le indagini permetteranno di risalire ai responsabili. Un'operazione complessa che ha richiesto tempo e sotto il controllo della Capitaneria di Porto l'impiego di diversi volontari della Protezione Civile e di una ditta specializzata. Sono terminate nel tardo pomeriggio di oggi le operazioni di aspirazione dell'idrocarburo sversato domenica sera a Porto Margaret di San Giorgio di Nogaro, in zona Ussa Corno, in un canale parallelo a Via Fermi. Stamattina in zona c'era stato l'ennesimo sopralluogo per capire la portata dell'evento e decidere come intervenire in maniera definitiva. Abbiamo proceduto ad aspirare la parte più densa del prodotto che avevamo accentrato in questo bacino d'acqua. Sotto il coordinamento della Procura di Udine stiamo effettuando diversi accertamenti tecnici volti alla verifica e cercare di capire quali sono le cause ed eventuali responsabili. Sono intervenuti anche il personale dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, con la quale abbiamo effettuato una serie di campionamenti. Per fortuna, come ho detto prima, abbiamo contenuto molto bene la macchia oleosa. A seguire le operazioni per conto del Comune di San Giorgio è responsabile dell'Ufficio Ambiente. Un evento di questa portata non si segnalava da diversi anni. L'ultimo episodio simile è accaduto circa 2 anni fa. Non possiamo escludere nessuna causa. Certo è che il bilancio in termini, come dire, di danno ambientale è consistente. E ripeto, solo grazie a un tempestivo intervento della Capitaneria di Porto, dei tecnici ARPA e dei volontari della Protezione Civile comunali abbiamo limitato al minimo, diciamo, questo impatto ambientale. Sviluppi riguardo la crisi finanziaria della Cimolai arrivano dal Tribunale di Trieste che ha congelato 100 milioni di euro che l'azienda friulana doveva a broker e banche per investimenti in derivati.
Arriva un primo segnale di speranza nella crisi finanziaria che ha colpito la Cimolai, impresa specializzata nella realizzazione e installazione di grandi opere in acciaio. L'azienda pordenonese ha ottenuto dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Trieste il congelamento temporaneo di circa 100 milioni di euro di garanzie collaterali legate ai derivati che la società avrebbe dovuto pagare ai creditori. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando documenti legali. E questo è un nuovo passo della battaglia che Cimolai SPA e Luigi Cimolai Holding hanno ingaggiato con società finanziarie che le hanno assistite in operazioni di derivati molto complessi che, a dire dell'azienda, non avevano nulla a che vedere con una sana e prudente gestione del rischio di cambio. Secondo Cimolai, la crisi aziendale parte proprio da questi derivati. Il broker britannico JB Drax è collegato a 81 milioni dei 100 congelati, mentre i restanti 19,6 sono ascrivibili ad altre 6 società, come riporta Bloomberg, che sottolinea anche che l'azienda friulana ha stipulato un ampio portafoglio di strumenti derivati con banche e broker e le perdite totali registrate finora dal gruppo ammontano a circa 300 milioni di euro. JB Drax al momento ha commentato di aver agito correttamente. Nelle ultime settimane, riferisce l'agenzia, diverse società a Londra hanno intentato causa alla Cimolai, tra cui Deutsche Bank e Morgan Stanley, operazioni che hanno di fatto bloccato i conti dell'impresa, nonostante in portafoglio ci siano 800 milioni di euro di commesse. Molti contratti non sono semplicemente di natura speculativa, ma scommesse asimmetriche progettate solo per il guadagno del venditore, è la tesi della Cimolai. Intanto il giudice del Tribunale di Trieste ha fissato un'udienza per il 13 dicembre, concedendo tempo al gruppo friulano fino al 20 dicembre per presentare un piano di ristrutturazione. Dalla conferenza dei servizi è arrivato il disco verde definitivo all'ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento, ma l'avvio dei lavori resta subordinato alla proprietà dei terreni per i quali è in corso un contenzioso sul quale il TAR si esprimerà a gennaio. Via libera definitivo per l'ampliamento della Kronospan in zona industriale Ponte Rosso San Vito al Tagliamento. Al termine di un iter durato 2 anni, dalla conferenza dei servizi odierna è arrivato il disco verde per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale, pur con alcune prescrizioni e osservazioni di carattere ambientale e logistico. Tra tutti i 19 soggetti interessati, solo il comune di San Vito ha espresso ancora una volta parere negativo. La multinazionale austriaca potrebbe dunque mettere in piedi il progetto di ampliamento da 250 milioni di euro per la produzione di pannelli truciolari da legno riciclato. Il condizionale però resta d'obbligo, visto che sulla carta l'autorizzazione è arrivata, ma l'avvio dei lavori resta subordinato alla proprietà dei terreni sui quali dovrebbe sorgere l'impianto di stoccaggio della controllata Silva. Su quei terreni, di proprietà della vicentina Filleo, che ha presentato a sua volta un progetto industriale green per la produzione di prefabbricati e pitture per l'edilizia, resta aperto un contenzioso. Pochi giorni fa il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto l'istanza di sospensiva di esproprio promossa dal consorzio Ponte Rosso, rinviando la decisione nel merito a gennaio 2023. Solo quando Kronospan avrà in mano quei terreni, insomma, potrà dare avvio ai lavori, senza dimenticare che il TAR a febbraio dovrà esprimersi anche sul ricorso presentato dal Comune di San Vito riguardo al provvedimento autorizzatorio unico regionale. La questione, insomma, è tutt'altro che risolta. I distretti industriali del Friuli Venezia Giulia spingono sull'acceleratore dell'export, facendo segnare nello scorso semestre il miglior dato del nord Italia. Particolarmente positivi i dati del settore del mobile e quello del vino, anche se pesa sul mercato il conflitto in Ucraina. I distretti industriali del Friuli Venezia Giulia corrono e lo fanno superando tutti gli altri dati del nord Italia. A segnalarlo è Intesa San Paolo nel monitor semestrale dei distretti industriali del Triveneto, curato dalla Direzione Studi e Ricerche. Il monitor mostra come il Friuli Venezia Giulia abbia fatto segnare la miglior performance di crescita tra i distretti del nord, toccando il livello record trimestrale di 900 milioni di euro di export, più 25,1% in ulteriore miglioramento rispetto al già positivo primo trimestre. Sul semestre si è raggiunto la cifra di 1,6 miliardi di export, in particolare trainati dai distretti del mobile e di vino e caffè. Principali mercati di sbocco sono stati Europa occidentale e Nord America, mentre pesa il conflitto ucraino con il calo dell'export verso Russia e Bielorussia. Nel primo semestre i distretti del Friuli Venezia Giulia, sottolineato Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo, hanno segnato la miglior performance di crescita tra i distretti del nord, grazie alla capacità delle imprese di introdurre strategie di efficientamento e risparmio energetico. Il dato migliore in regione lo fa segnare il distretto vini e distillati, cresciuto del 46%, trainato dalla vendita negli Stati Uniti e in Germania, seguito da quello del mobile e dei pannelli di Pordenone, che cresce del 30%. Il Trevigiano cerca persone disponibili ad avviare attività artigianali per riproporre antichi mestieri nell'ottica di un rilancio generale del turismo. Su oltre 70 richieste, le risposte si contano sulle dita di una mano.
Nessuno se la sente di avviare un'attività artigianale e di impegnarsi in una nuova avventura, soprattutto nelle aree di montagna. Nel Tarvisiano si stanno cercando giovani disponibili ad aprire laboratori per le tipiche lavorazioni a mano del legno o della pelletteria. Gli spazi ci sono per almeno una settantina di persone, ma le risposte si contano sulle dita di una mano. Sono stati fatti a suo tempo degli inviti, vari inviti su questi giovani che hanno appena terminato scuola o comunque sulle attività commerciali o altre attività, su un grosso numero di inviti, in pochissimi hanno partecipato, fra questi 2 o 3 che hanno partecipato. Funzionano bene le loro attività? Certo, sì, funziona perché comunque sono attività di artigianato, quindi un artigianato che è sempre visto con occhi diversi, perché è vero che c'è la crisi economica, però è vero che comunque l'artigianato e la manualità porta sempre il suo successo e quindi sì, ce la fanno. Stiamo cercando anche noi appunto con queste innovazioni turistiche a riportare un po' di immagine e invogliare magari, speriamo, qualcuno che intraprenda queste strade. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge regionale che introduce semplificazioni sulle comunicazioni per avvio, subentro e cessazione delle attività commerciali. Prevede nuove forme di vendita e somministrazione, norme per regolare il commercio sulle aree pubbliche. La seconda delibera approvata dal CAL dà attuazione alla legge Sviluppo Impresa, che costituisce un sostegno ai proprietari delle unità abitative mobiliate ad uso turistico per l'ammodernamento delle stesse e per favorire il rinnovo e i livelli di offerta turistica. Il contributo stabilito dal regolamento, ha chiarito l'assessore regionale Bini, è rivolto ai comuni del Friuli Venezia Giulia che esercitano forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali per i proprietari di unità abitativa mobiliate a uso turistico, a patto che questi ultimi mantengano gli immobili nel mercato delle locazioni per un periodo non inferiore a 8 anni. Il caro energie chiama i comuni ad ingegnarsi in nuove misure per cercare di contenere i costi. È il caso di Campoformido, dove oltre alla rimodulazione degli orari degli uffici e al rinvio di una settimana dell'accensione del riscaldamento, si va verso la chiusura della scuola media al sabato, ma, dice il sindaco, la decisione spetterà poi al Consiglio d'Istituto. Scuole, municipio, biblioteche e tutti gli edifici pubblici di Campoformido dovranno ancora attendere per il riscaldamento. Complici le temperature esterne ancora alte, il Comune ha deciso di rinviare di una settimana rispetto alla data prevista di oggi l'accensione dei termosifoni per abbassare il costo già molto alto delle bollette. Abbiamo anche deciso, ha spiegato il sindaco Enrica Furlani, di tenere chiusi gli uffici comunali il 9 dicembre in occasione del Ponte dell'Immacolata e stiamo ottimizzando le aperture pomeridiane ridistribuendo il personale nelle ore di luce. Resta ancora sul tavolo invece la chiusura della scuola media il sabato. I primi cittadini di Pozzuolo e Campoformido hanno chiesto all'istituto comprensivo di tenere le lezioni su 5 giorni per risparmiare una giornata intera di elettricità e riscaldamento. La palla per ora passa al Consiglio d'Istituto che si riunirà lunedì per approvare o respingere la richiesta. In ogni caso, conclude Furlani, si tratterebbe di anticipare di un anno la decisione già presa perché per l'anno scolastico 2023-2024 non ci saranno classi che frequenteranno la scuola il sabato. Un viaggio lungo 3 mesi in bicicletta per portare in tutta Italia un messaggio: stop alla guerra. Vi raccontiamo la storia di un cittadino ucraino da anni in Friuli che ha voluto portare a termine questa missione di sensibilizzazione. Si è concluso oggi il lungo viaggio di Mikola, ucraino da anni in Friuli, che 3 mesi fa ha inforcato la bicicletta senza un passato da ciclista e con la bandiera del suo paese e una scritta maiuscola sulla schiena ha deciso di girare l'Italia con un messaggio: stop alla guerra. Quando è iniziata proprio la guerra in Ucraina, io ovviamente pensavo, come tanti ucraini, partire, andare di là. Poi per vari motivi ho scelto la famiglia, perché sono sposato con una friulana da 18 anni, abbiamo 2 figli, sono qui da quasi 25 anni in Italia, per cui la figlia più che altro si piangeva, poi andava a scuola, non studiava, solo piangeva. Qualcosa poi si doveva fare, ecco. È venuta questa idea di prendere la bandiera, di prendere 2 borse e provare di sensibilizzare un po' il popolo italiano per quanto riguarda la guerra, perché ormai non se ne parlava neanche più. Lungo lo stivale ha trovato sorrisi, accoglienza, solidarietà, ma anche qualche ostilità, e i giorni difficili non sono mancati.
Molte persone erano solidali all'Ucraina, i giovani tutti, tante volte pedalavo e piangevo per le cose che mi mandavano, no? Questa bandiera qua l'ho cambiata poco tempo fa perché su una spiaggia me l'hanno rotta, fatto apposta, tipo non è stato quello per farmi non andare avanti, ecco, perciò sì. Stavi male certamente quando gridavano Forza Putin, qualcuno gridava mentre andavi, no? Dopo ogni santi è proseguito anche oggi il pellegrinaggio dei fedeli in cimitero nel giorno in cui si commemorano tutti i defunti, anche per portare dei fiori e visti i rincari su questo fronte. In tanti hanno acquistato mazzi o vasi più grandi da dividere poi. Come vuole la tradizione, questi sono i giorni dell'omaggio ai defunti nelle decine di cimiteri, un pellegrinaggio continuo accompagnato dagli omaggi floreali, la pulizia delle tombe, gesti d'affetto immancabili. L'ho vista da lontano accarezzare le foto dei suoi genitori. Questo è un segno che lei non fa, credo, guardarla in faccia solo nel giorno dei morti. No, io frequentemente passo a salutare i miei genitori perché sono molto riconoscente. Tutto quello che io ho ora lo devo ai miei genitori. I rincari non hanno risparmiato neanche i fiori, ma c'è chi ha saputo organizzarsi. È aumentato e adesso ho imparato a prendere i vasi grandi e cominciare a rompere e fare i vasetti mazzolini. Abbiamo speso leggermente di più perché è tutto aumentato evidentemente. Venerdì che sono stato effettivamente rispetto all'anno scorso non grandi cose, però qualcosa è aumentato, sì. Noi ormai adoperiamo solo fiori finti. Sono riusciti, secondo me, a produrre dei crisantemi, maggior numero, più piccolini, proprio che sono più fioriti. Prima c'erano i crisantemi doppi che allora erano molto costosi, per cui io credo che i vivaisti hanno avuto un occhio previdente dal punto di vista commerciale perché non è possibile spendere tantissimo, no, per questi giorni. No? Di solito li paghiamo sempre gli stessi prezzi. No? Lapidi con cognomi altisonanti di chi è diventato santo e che ovviamente aveva dei parenti friulani, anche loro volati in cielo. Casarsa oggi ha ricordato Pierpaolo Pasolini nel 47° anniversario della sua morte con una breve raccolta a cerimonia del cimitero del paese dove è sepolto accanto alla madre. Con la sera a si piert tali fontanis, il me país alle colors marit. Io soi lontan, recuardi li soranis. Con i versi di Ciandali, Ciampanis, poesia tratta dalla raccolta La meglio gioventù, Casarsa ha ricordato Pierpaolo Pasolini nel 47° anniversario della sua morte. Una cerimonia intima e raccolta nel cimitero casarsese davanti alla sua tomba, voluta dal comune, dal centro studi Pasolini. È una cerimonia semplice ma ricca di significato, nel significato che vogliamo dare noi però di omaggio a Pierpaolo Pasolini e quindi continuare a far conoscere il suo pensiero attraverso il suo lavoro, la sua opera e la sua tomba ha sempre dei pensieri che sono innanzitutto i fiori, ma poi anche piccoli oggetti che così in qualche modo rappresentano la persona che desidera lasciare un omaggio a Pierpaolo qui. Nell'anno del centenario della nascita del poeta non sono mancate le iniziative in suo ricordo, come il convegno del 4 e 5 novembre, una figura, quella di Pasolini, che l'amministrazione comunale continuerà a valorizzare. Questa giornata vi sono parecchie presenze di cittadini, anche non solo di Casarsa naturalmente, ma così per questa dimostrazione del grande affetto e del grande interesse che c'è stato per questo grande personaggio, questo poeta, questo scrittore. Vi abbiamo raccontato ieri la storia di Maria Ragna, la vitellina di un mese nata con 6 zampe e diverse malformazioni. Potrà essere operata grazie alla generosità di un benefattore che pagherà le spese del viaggio. Partirà domani alla volta di Teramo. Partirà domani alla volta di Teramo. Ad accogliere Maria Ragna, questo è il nome dato alla vitellina di appena un mese nata a Carlino con gravi malformazioni, ci sarà un'equipe di veterinari che si è resa disponibile ad operarla per cercare di regalarle quantomeno una vita normale. Dopo l'annuncio pubblicato da Sentiero di Ares, l'associazione che si occupa degli animali più svantaggiati, è partita la caccia alla solidarietà. Ieri abbiamo aperto questa raccolta fondi per pagarle il viaggio
e già oggi abbiamo raggiunto la quota grazie a un grande donatore e a tanti donatori che hanno sostenuto la sua causa. Domani mattina parte. Lei è nata appunto un mese fa, si presume che abbia un fetus in feto, ovvero un gemello inglobato, per questo motivo ha 2 zampe in più ed ha quest'ernia addominale che si può notare, insomma. Questo fenomeno diciamo ha un'incidenza di 1 su quasi 1 milione di parti. Noi siamo un allevamento medio, ho tendenzialmente una visione imprenditoriale, ma comunque se un animale non ha prospettive da reddito e può essere aiutato appunto tramite realtà come quella di Miscia, non vedo perché non farlo, insomma. Che futuro poi avrà? Se andrà bene lei verrà da noi al Sentiero di Ares, che è la nostra associazione che si occupa appunto di animali con problematiche, animali osservati dal macello, eccetera, eccetera, e si farà la sua vita. Prenderà il via domenica prossima la 20ª edizione del ciclo autunnale dei concerti d'organo in Duomo a Udine. Gli organi Zanin tornano protagonisti in cattedrale a Udine di 3 concerti evento aperti alla città. Prende il via domenica alle 17 la 20ª edizione del ciclo autunnale di concerti d'organo in Duomo, un appuntamento tradizionale rinnovato nel 2019 dall'Accademia Organistica Udinese grazie al supporto della Danieli di Butrio, con il sostegno anche di Ministero della Cultura, Regione, Comune di Udine e Fondazione Friuli. La rassegna vedrà alternarsi alla console dei preziosi strumenti della cattedrale 3 organisti di fama internazionale. Domenica 6 novembre appuntamento con il concerto per corno delle Alpi e organo con protagonisti maestri Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia. Domenica 13 novembre sarà la volta del maestro Martin Wilmink, classe 2001, si è già affermato in numerosi concorsi internazionali e si esibisce regolarmente in tournée europee. Gran finale domenica 22 novembre con Anne-Gaëlle Chanon, organista francese. È un percorso musicale molto prezioso perché ci consente di apprezzare l'inestimabile valore degli strumenti che si trovano in cattedrale, commenta il maestro Beppino Delle Vedove, direttore artistico dell'Accademia Organistica Udinese e curatore della rassegna. Gli organi in questione sono un Nachini del 1751, un Nachini Zanin e il più recente organo Zanin costruito nel 1972, testimonianza della lunga storia artigianale legata a questo strumento della nostra regione. Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Tra poco Sport FVG, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.